Noi esponiamo tutti i libri come ci hanno detto, cioè abbiamo facce su e facce in giù, nel senso che non è stata un'esposizione voluta sicuramente. È tutto infondato, risponde così la responsabile dell'area Padova della libreria Giunti, dove alcuni libri di Giorgia Meloni sono stati posizionati con il volto della premier a testa in giù. La vicenda era stata resa pubblica da un video mostrato sulla pagina Facebook dell'assessore regionale di Fratelli d'Italia, Elena Donazzan, che ha scritto una lettera al responsabile della libreria di Piazza dei Signori per chiedere spiegazioni. Oggi appare ancora più grave. Giorgia Meloni oggi è prima donna presidente del Consiglio dei Ministri, prima donna presidente di un partito politico in Italia e non si può più accettare che chi rappresenta tutti gli italiani sia oggetto di tale atteggiamento discriminatorio. La risposta dei responsabili della libreria che abbiamo contattato al telefono è chiara: non c'è nulla di intenzionale, anzi i libri vengono alternati per garantire una disposizione più ordinata. Noi quando esponiamo per tenerli dritti, un libro è girato, sono tutti uno storto, uno dritto, uno storto, uno dritto. E basta, e perché li teniamo dritti fatti così, perché se dovessimo metterli tutti con la stessa fianco, cadono. Non si esclude che possa essere entrato un cliente che abbia posizionato i libri male. Spesso accadono episodi di questo genere. Quando facciamo il riordino del punto vendita, troviamo dei libri in giro per la libreria. Alcuni vanno bene, altri sono stati messi male. Sono molti i libri che magari vengono riposti capovolti, il più delle volte involontariamente. Dalla libreria quindi la volontà di smorzare ogni polemica, assicurando che non c'è stata discriminazione. Anzi, i libri della Meloni erano appena stati ordinati per averne di più a disposizione.